La partita della Viaria è assolutamente sotto controllo, stiamo controllando minuto dopo minuto l'evolversi dell'epidemia, non c'è nessun pericolo per il Veneto, sono costantemente informato, ma soprattutto voglio ricordare ai veneti che consumare carne di pollo, ovviamente di avicoli non dà nessun problema, quindi anche un invito a consumare con tranquillità le carni, e visto e considerato che rappresentano lo sforzo e anche l'impegno di molti veneti che lavorano in questo settore, quindi la salubrità e la sicurezza alimentare è garantita. Iscrizioni a medicina. È scandaloso che ci sia questo atteggiamento del numero chiuso che non condividiamo, ma soprattutto che questi ragazzi, i nostri ragazzi che vogliono fare gli esami di ammissione, si trovano di fronte a dei test che spesso sono un'offesa alla dignità, che non c'entrano nulla con l'iscrizione all'università. Abbiamo bisogno di medici, non vogliamo andare a fare ricerca di medici all'estero, magari in India, come accade in Gran Bretagna, ma utilizzare i nostri ragazzi che sono sicuramente in gamba ed hanno diritto di studiare. Dico anche che il numero chiuso da un lato e la frequenza obbligatoria dall'altro rischia anche di dar vita a un'università elitaria e non tenere in conto, ad esempio, che ci sono molti studenti lavoratori che in altri momenti storici nel nostro paese sono diventati grandi luminari studiando e lavorando. Quorum, referendum. Sono assolutamente a favore dei referendum, delle tornate referendarie, e del resto in alcuni paesi con molta civiltà, penso alla Svizzera, lo si fa anche molto di frequente, anche più volte al mese, è la sublimazione della democrazia, ma c'è anche da dire una cosa importante, che il referendum, perché sia efficace, bisogna affrontarlo con un'altra filosofia in Italia, ovvero eliminare il quorum, il che significa che una volta presentato il referendum vince, o meglio passa o non passa il referendum in base ai voti che ha preso, senza pensare più a quorum, e quindi coinvolgendo molto di più i cittadini, che saranno molto più motivati ad andare a votare a favore o contro quel quesito. Case chiuse. Ma la partita della riapertura delle case chiuse per me non è una novità, visto e considerato che a fine anni 90 ho presentato come primo firmatario una proposta di legge di iniziativa popolare per la quale abbiamo anche raccolto le firme, per cui ben venga questa iniziativa dei sindaci, queste sottoscrizioni, che sono un segnale di non essere, come si può dire, miopi di fronte a un fenomeno che c'è, che va regolamentato, ponendo fine anche a modelli di schiavitù che non possiamo assolutamente condividere, e soprattutto ponendo fine anche a un giro di delinquenti che inevitabilmente gestiscono l'affare prostituzione.